Allora, buonasera, riprende la terza parte della trasmissione del ciclo Solo un salto e la ragione diventa follia. Oggi parliamo di ADHD, è un disturbo deficit di attenzione e iperattività. Abbiamo un po' sentito le testimonianze di Michele, Chiara e Francesca, che sono dei giovani adulti con ADHD e che ci hanno spiegato come è stato importante per loro ricevere una diagnosi del loro disturbo e come questo anche ha spiegato tanti problemi che loro avevano, chi ha avuto ansia, chi ha avuto scatti di rabbia, eccetera, no? E che questo l'ha aiutato. Abbiamo anche detto che Francesca Bortoletto è il referente insieme a Maria Grazia Distante di Padova dell'associazione AIFA-PS, Associazione Italiana Famiglie con DHD, e che in particolare Francesca, Chiara e Michele fanno parte del gruppo di giovani adulti con DHD che si riunisce. Adesso volevo sentire brevemente che cosa fate, come funziona il gruppo e che vantaggi, perché vi piace farlo, perché vi piace frequentarlo, che cosa state facendo, insomma. Chi mi vuole Uh, parlare? Non lo so. Francesca? Francesca, visto che tu ok, sei... magari Eh? faccio tipo giusto un'introduzione di cos'è, Mm. poi faccio parlare i ragazzi. Facendolo appunto in breve, è un progetto di AIFA APS che è nato appunto questo agosto ufficialmente e in pratica si pone l'obiettivo di andare a creare una rete sociale, una comunità appunto di persone adulte ADHD vedendosi appunto organizzando degli incontri di natura informale al momento nelle province di Padova e Vicenza, per fare in modo di conoscere altre persone ADHD e confrontarsi su diversi aspetti, appunto. Ma voi Quindi questo praticamente... fondamentalmente è Mm. l'obiettivo. Praticamente che fate? Vi incontrate in un bar e cominciate a chiacchierare, io mi chiamo, cosa faccio, che sai, Sì, sì, come funziona? esatto, sì, Come i sì. gruppi di C'è automutuo aiuto, molto. insomma. Mm. Allora, non in maniera, perché i gruppi di mutuo aiuto sono più strutturati, cioè i nostri sono proprio incontri informali. Adesso, noi come associazione ci stiamo muovendo per andare ad organizzare dei servizi per i ragazzi che coinvolgeranno appunto dei professionisti della salute appunto mentale, ehm, che si avvieranno appunto da gennaio in poi e in collaborazione in particolare con il progetto appunto Informa Giovani di Padova, però di default il servizio diciamo che permane, che è la base un po' del progetto, è il vedersi appunto con altre persone ADHD in maniera appunto totalmente informale. Ma in quanto persone con ADHD, voi vi trovate le stesse esperienze? Cioè vi raccontate delle stesse cose che avete vissuto quando eravate bambini? Vi trovate proprio in sintonia da questo punto di vista? Non so, Chiara, se mi vuoi rispondere tu. Ciao. Ciao, allora, Eh, 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 allora, trovi perché sì, mm, diciamo che ci troviamo in sintonia e un ambiente, io lo definisco un po' un ambiente sicuro perché c'è una comprensione un pochino più profonda, perché tutti a proprio modo abbiamo vissuto difficoltà che possiamo capire e quindi c'è proprio non si ha paura, ecco, di essere se stessi. E quando appunto banalmente ci si incontra di fronte a un caffè tutti insieme, è molto più facile fare amicizia con persone che non si sono mai viste, è molto più facile raccontarsi e questo poi proprio ci porta a sentirci meno soli, ma proprio anche a eventualmente conoscere anche lati della DHD che non conoscevamo, oppure strumenti che non conoscevamo oppure terapeuti che non conoscevamo, quindi è comunque uno strumento molto utile per condividere tantissime informazioni oltre che esperienze e poi amicizie, nascono amicizie molto belle, ecco. bene, insomma, poi i giovani che si incontrano è bello comunque, no? C'è una cosa che mi sembrava molto interessante nella tua testimonianza del fatto che tu hai raccontato che quando tu ne hai parlato col tuo ragazzo, quando ne hai parlato con i tuoi amici, hai visto che c'era anche molta comprensione, molta attenzione, che mi sembra una cosa molto bella che forse ci fa sperare anche per chi
non solo il disturbo dell'ADHD, ma ci sono dei disturbi appunto come la schizofrenia, come il disturbo bipolare, insomma, che sono disturbi importanti e vedere che c'è una reazione non troppo stigmatizzante da parte dei giovani mi fa sperare che forse, insomma, le cose miglioreranno, perché un tema dello stigma in generale per la salute mentale è un tema molto importante. Va bene, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, Michele o Francesca, su questa esperienza del gruppo. No, io l'unica cosa che voglio aggiungere è che all'interno, come hanno detto le ragazze, io all'interno del gruppo mi sono trovato veramente, veramente bene, nonostante non conoscessi nessuno, e anche soltanto il fatto di sapere di non essere da solo è stato un sollievo. Quando appena li ho conosciuti è stato proprio un sospiro di liberazione. E difatti, come ho sempre detto a tutti i membri del gruppo, e io non sarò mai grato abbastanza per averli conosciuti perché è arrivato il momento in cui ne avevo proprio bisogno. Bene, sono contenta. Allora, se qualcuno poi vuole contattare questo gruppo, penso che guardando sul sito internet, su internet, basta scrivere AIFA APS, si cerca la sezione del Veneto, la sezione di Padova e credo che ci siano poi anche i numeri di telefono sia di Francesca Bortoletto che di Maria Grazia Distante. Adesso finalmente parliamo con Maria Grazia Distante, che è un familiare come me, io pure anzi ho due familiari, sia mio padre che mio figlio, insomma, che hanno problemi di salute mentale e che quindi ci parla della sua esperienza, com'è che hai saputo, cosa è successo nella tua vita, come è entrato il disturbo di ADHD nella tua vita. Buonasera, appunto io sono Maria Grazia e sono mamma di un giovane adulto. Mio figlio, diciamo, ha avuto la fortuna e la sfortuna di essere nato in un altro paese e quindi ha iniziato già da piccolo a parlare due lingue e quindi a confrontarsi anche con due culture. E lui non ha fatto le scuole tipiche italiane in cui doveva stare seduto tanto tempo. Come familiare la diagnosi è stata molto molto dolorosa. È arrivata 3 anni fa e ci siamo resi conto. Nostro figlio ha fatto un percorso in cui si pensava fosse il problema principale fosse abuso di sostanze. Lui ci ha spiegato che fin dall'età, diciamo, era un bambino spericolato, piaceva fare tante cose, però ci ha spiegato che alla scuola superiore ha già iniziato ad avvertire un senso di ansia e a rendersi conto che era un po' diverso dagli altri. E quindi alle scuole superiori ha gestito questa cosa perché non essendo appunto le scuole italiane non aveva gli esami orali. Poi invece è venuto in Italia a fare l'università e lì purtroppo è stato proprio un dramma in cui lui non riusciva a gestire la gestione del tempo, l'organizzazione dell'università e quindi questa ansia l'ha portato purtroppo a fare delle scelte. Però lui con l'esperienza dei suoi amici americani che Mm. avevano appunto la DHD ha iniziato a sperimentare, a chiedere aiuto a loro, a farsi prestare i farmaci, gli stimolanti che loro prendevano per Ah, studiare. Infatti lui mi diceva, mamma, a me rilassano, rilassano. E quindi lui è e riuscito. se ho capito, sono anfetamine, no? Da quello che Sì, diceva la sì, dottoressa lui Strizzo. prendeva vitamine, infatti lui ha superato. La cosa frustrante per noi familiari è che quando poi abbiamo capito che c'era appunto un problema di abuso di sostanze, lo abbiamo affidato al CERT. Siamo andati al CERT, la psichiatra l'ha preso in carico, ma lui nonostante avesse in realtà dato tutti gli indizi, no? Infatti lui diceva che era riuscito a superare l'esame più difficile di ingegneria informatica con le anfetamine che si portava dall'America in realtà non hanno, era etichettato tossicodipendente e quindi purtroppo lui ha smesso subito, ma purtroppo gli hanno dato una terapia molto pesante perché qual è? Quello di ridurre l'impulsività. E quindi questa terapia, ma tanti farmaci inutili, non l'hanno portato che a sedarlo. E quindi lui non riusciva a fare niente. E noi come familiari ci siamo trovati nell'impossibilità di poterla aiutare e poi è andato anche in comunità perché non riusciva a migliorare. È andato anche in comunità, anche lì il dirigente era uno psichiatra e non sono riusciti a capire. Poi è stato anche ricoverato in psichiatria perché ha sviluppato con questi farmaci che in realtà
andavano contro la dopamina, il problema appunto dell'ADHD, ha iniziato a avere questa disregolazione emotiva al punto che si è autolesionato. E quindi in psichiatria gli hanno fatto la diagnosi disturbo della personalità borderline, perché vedevano questo, quando in realtà lui cercava di scaricare. Insomma, alla fine è stato quindi preso in carico dal CSM, Centro Salute Mentale, e lui, nonostante fosse in questo stato, questi farmaci, e la diagnosi appunto in psichiatria, gli hanno fatto anche lo screening ADHD, è risultato positivo, oltre al disturbo della personalità borderline. Quindi è arrivato al centro salute mentale con diagnosi di abuso di sostanze, disturbo della personalità borderline e screening ADHD. Al che lui ha detto allo psichiatra, io voglio tornare a studiare, no? Lo psichiatra l'ha guardato e ha detto no, io ho un tossico, non darò mai lo stimolante. Dato che aveva iniziato un percorso cognitivo-comportamentale per il disturbo della personalità borderline, la psicoterapeuta ci ha indirizzato ad uno psichiatra privato che è molto rinomato, molto conosciuto qui a Padova, e grazie a lui siamo arrivati alla diagnosi ADHD, è riuscito a eliminare tutti quei farmaci che non erano assolutamente utili, adesso prende il farmaco indicato per la ADHD e ha ripreso a studiare. E quindi per noi è stato veramente, tu affidi il tuo familiare a dei professionisti che purtroppo avevano questo limite di non conoscere la DHD. Ecco, questo mi sembra che tu sei rappresentante, no? Sei referente per il Veneto, no, per il Veneto, per Padova dell'AIFA APS, che è l'Associazione Italiana Famiglie ADHD, e mi sembra che questo è uno degli obiettivi che penso voi vi state ponendo come familiari, no? Dottoressa Strizzolo, è molto difficile riuscire a capire che una persona ha l'ADHD ed indirizzarlo, come è successo per fortuna poi alla fine, purtroppo privatamente. Mi dispiace dover notare questa cosa, perché naturalmente io sono per che funzioni bene il servizio pubblico per tutti, perché il servizio pubblico è una cosa importante che funzioni per chiunque gli si rivolga. Allora, quali sono i problemi? Cioè, ci sono lei un po' le ha accennati, no? Dei campanelli di allarme che dovrebbero sensibilizzare lo psichiatra quando fa i primi colloqui con la persona che gli ha davanti e che ha dei comportamenti che possono essere la dipendenza, possono essere la disregolazione emotiva, no? Che domande deve fare lo psichiatra perché gli suonino un po' di campanelli, insomma, e che Sì, possa allora, come indirizzarsi? dicevo prima, bisogna prima che lo psichiatra conosca la DHD e che cos'è, perché altrimenti non lo cerca, purtroppo. Mm. E quindi come tutti noi, come dire, che ci siamo formati, la DHD rimaneva un disturbo della neuropsichiatria infantile. Io quando mi sono specializzata non mi sono formata sul disturbo della DHD. In realtà poi dopo, come dire, io poi mi sono formata, ho approfondito anche un po' per non è mai un disturbo da uso di sostanze puro. La DHD, come dire, non solo aggrava l'espressione dei disturbi in comorbidità, ma ne anticipa molto l'esordio. Se mi dice che un ragazzo ha iniziato a fumare a 10 anni, a 12 anni, è un campanello d'allarme per la DHD. Fumare, Mm. fumare Fumare tabacco? anche solo sigarette, Ah, sì, ok. sì, poi passare al THC, alla cannabis. Quindi ci sono una serie, come dire, no, di campanelli d'allarme, ragazzi che fanno fatica a scuola, che non concludono gli studi, che vengono bocciati. Di solito un figlio ADHD ha nella famiglia qualcuno con l'ADHD. Poi è chiaro che la diagnosi, io penso che la diagnosi sia una diagnosi e sono certa che la diagnosi è una diagnosi clinica, è un clinico che fa la diagnosi, ok? Poi ci sono anche dei test che possono confermare quelle che poi sono le disfunzioni, come dire, esecutive, quindi quali sono le aree per cui il cervello funziona in un modo piuttosto che in un altro. E lì ci sono dei protocolli, insomma, di diagnosi abbastanza, come dire, validati, ecco, e che vengono utilizzati per la diagnosi, soprattutto. E questo pure è un segnale del fatto che ci Questo è troviamo un di fronte. segnale.
Questo è un no? segnale perché le anfetamine agiscono appunto come agirebbe un farmaco appunto nel cervello. Stiamo parlando di cervelli differenti, di cervelli neuroatipici, di cervelli neurodivergenti, Mm. per cui hanno dei meccanismi di funzionamento, delle connessioni che sono differenti, no, rispetto agli altri tipi di cervelli e quindi, come dire, l'utilizzo degli stimolanti che a volte viene demonizzato, come dire, no, anche in Italia, in realtà è un utilizzo di un farmaco che in quel cervello che ha un disturbo da deficit di attenzione si hanno adulti che magari non utilizzeranno il farmaco perché non ne hanno più bisogno e saranno adulti magari subclinici, che non significa che non hanno dei tratti della neurodivergenza e del neurosviluppo, ma non avranno il disturbo. Ho capito, quindi i farmaci, anche in questo caso, non sono farmaci a vita, sono farmaci che vengono presi e poi dopo c'è una regolazione, c'è una possibilità di diminuire la Possibile, loro... poi ogni Ecco. caso chiaramente è diverso, Naturalmente però stiamo facendo un discorso generale perché certo. poi fatta qualche anno fa, riprenderemo l'argomento dei farmaci perché è un argomento molto interessante. Adesso volevo dare lo spazio anche proprio all'associazione AIFA APS, Associazione Italiana Famiglie con ADHD, quindi volevo dare la parola a Maria Grazia e a Francesca e intanto a Maria Grazia volevo chiedere, intanto volevo rassicurarmi, insomma, tuo figlio adesso sta meglio, avete Infatti, trovato... infatti Ecco, volevo dire che adesso, grazie al farmaco, mm. lui è appunto studia tutti i giorni, riesce a studiare 5-6 ore, però il Ingegneria sta farmaco, facendo, quindi non mi pare informatica, ingegneria informatica. Informatica, insomma, infatti non nel è suo tempo facilissimo. libero gli piace programmare, ma la cosa interessante è che il farmaco gli serve per stare seduto e lui riesce 5-6 ore a studiare e poi nel suo tempo libero suona il pianoforte, tipo lui ha orecchio e fa tante altre attività, quindi non è Penso. che, quindi questo è molto importante e questo ha contribuito all'aumento dell'autostima, riesce ad uscire adesso, prima magari non usciva, quindi è stato benefico. È stata una svolta il fatto che avete trovato anche questo terapeuta qui a Padova che ha Psichiatra, individuato, psichiatra, psichiatra. vabbè, adesso non diciamo il nome, ma insomma. No, no. Allora, senti, invece per quanto riguarda l'AIFA, tu sei molto impegnata, io ti ho conosciuto perché io sono della AITSAM, Associazione Italiana Tutela Salute Mentale di Padova, in quanto familiare, ci siamo incontrate a una riunione del dipartimento organizzato dal dottor Lezzi che ha messo insieme tutte le persone delle varie associazioni di Padova. Allora, che cosa fate adesso? Quali sono gli obiettivi della vostra associazione in generale, della vostra associazione nazionale e in particolare che cosa state facendo voi a Padova? Sì, allora io sono stata attratta dall'associazione perché come familiare mi sono chiesta cosa faccio, posso aiutare anche gli altri e quindi quando ho scoperto che c'era un'associazione a livello nazionale ho contattato il referente veneto, l'AIFA-APS è organizzata, è presente su tutto il territorio italiano ed è organizzato in ogni regione c'è il referente regionale e poi nelle province laddove ci sono i referenti ci sono i referenti provinciali. Io ho fatto richiesta per diventare referente. Per essere referenti dell'associazione devi essere o un familiare o persona con ADHD. Ho fatto la richiesta per diventare referente e come Francesca ho fatto il corso formazione. Quando ho visto appunto che a Padova non c'era la presenza, ho iniziato. E come associazione lo scopo diciamo principale è quello di supporto alle famiglie che magari stanno cercando dove andare a fare la diagnosi o appunto i centri dove farla o hanno avuto la diagnosi familiari e non sanno poi cos'altro fare. Quindi offriamo sul sito, ci sono i nostri riferimenti, email e numero di telefono, ci contattano e noi appunto a secondo delle loro esigenze diamo queste indicazioni. Poi organizziamo anche dei convegni, dei seminari, dei corsi di... Qui ci stiamo organizzando a fare appunto il prossimo anno, come ha detto Francesca, però vorrei che Francesca potesse dire quello che pensa dell'associazione, come ti sei trovata tu da quando sei referente? Francesca, a te la parola. Sì,
Beh, sicuramente sono contenta di tutte le opportunità, insomma, che l'associazione mi sta offrendo, anche di tutto quello che sto imparando, perché soprattutto da Maria Grazia, che magari c'è dentro da più tempo, quindi tutto il discorso del farmaco, anche aspetti più di natura tecnica, cioè anche il fatto dell'off-label col metilfenidato, sono tutte cose molto tecniche a cui difficilmente accedi, diciamo, se non entri in questo tipo di realtà. E quindi di sicuro tutte le nuove informazioni, le cose che sto imparando sono molto contenta, sempre molto stimolante, perché facciamo sempre un sacco di cose, avevo sempre le mani in pasta, quindi sono contenta. E, sì, da un lato c'è anche un po' l'amarezza di vedere che nel pubblico è tutto molto a macchia d'olio, cioè soprattutto anche a nella macchia di regione. leopardo si dice. Sì, Macchia d'olio, non lo so. esatto, Noi diciamo a macchia di esatto. leopardo, ma insomma, Sì, vogliamo dire macchia d'olio? esatto, quello esatto, Sì, esattamente. Per cui purtroppo sì. magari ci sono, sì, province molto coperte, cioè in cui funzionano bene magari CSM, e altre province in cui c'è un vuoto totale, quindi le persone ci chiamano e ci troviamo in difficoltà perché veramente facciamo fatica ad indirizzarle. Mm. Riguardo a Per questo, volevo cui sì. dire che c'è una peculiarità in Veneto. Se tu non sei appartenente, se il tuo centro salute mentale non ha lo psichiatra esperto in ADHD, l'unico modo per poter accedere è in regime privato. Ci sono delle Mhm. province scoperte, tipo Belluno e Rovigo, non hanno uno psichiatra che può fare la diagnosi ADHD. E io mi sono trovata con una giovane ragazza che mi ha contattato e lei ha avuto la sfortuna di nascere a Rovigo. Al che io ho contattato come associazione direttore di Dipartimento Salute Mentale e ho detto, senta, ma perché come dipartimento non fate fare la diagnosi tramite appunto ticket presso un collega di un'altra provincia, e abbiamo risolto il problema, ma quello è soltanto un caso. E quindi c'è questo problema in cui a Padova tipo ci sono 3 CSM e se uno non appartiene non può andare in un altro, mentre per l'autismo ho scoperto che abbiamo una psichiatra molto brava, quindi anche se uno non appartiene a quel CSM va all'altro CSM per fare la diagnosi, quindi è molto importante. Poi c'è un altro problema: per somministrare e prescrivere il farmaco bisogna essere autorizzati dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, e ci sono i centri prescrittori. Però poi scopriamo che alcuni dei centri prescrittori non sono attivi in realtà a prescrivere il farmaco, e quindi il nostro obiettivo l'anno prossimo di coordinarci con la regione per cercare di fare questa mappatura in modo tale da rendere attivi quelli che non sono attivi, che però hanno avuto l'autorizzazione Mm. dall'AIFA. Va bene, mi sembra che come cose da fare ce ne avete anche tante. Io vi auguro di crescere come associazione e anche di dialogare come abbiamo fatto adesso con me, che sono dell'Associazione Italiana Tutela Salute Mentale, perché naturalmente c'è il discorso della comorbilità, poi ci sarebbe anche da approfondire questo discorso sulla neuropsichiatria infantile, cioè sul, diciamo, la comunicazione, il dialogo tra i neuropsichiatri infantili e gli psichiatri dell'età adulta, in modo che poi queste persone con ADHD, diagnosticate con ADHD quando sono bambini, poi possano trovare un professionista preparato anche nell'età adulta. Io vi ringrazio molto, vi saluto, allora saluto Michele, saluto Chiara, Maria Grazia, Francesca e Stefania, la dottoressa Stefania Strizzolo, e li ringrazio per essere stati con noi stasera e vi do appuntamento fra 2 settimane per un'altra puntata del Solo un salto alla ragione diventa follia su Radio Cooperativa Padova. Grazie e buona serata a tutti. Arrivederci. Buonasera. Buona serata. Buonasera, Ciao, buonasera, Arrivederci. buonasera. Arrivederci.